Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Bentrovate amiche e amici, attenzione che oggi la nostra Federica, buongiorno Federica. Buongiorno. È armata, sei un po' armata, vero? Sì, attenzione. Sì, va bene, spieghiamo oggi, grazie alla trattoria Villa Glori, il portafoglio di melanzane. Com'è il tuo portafoglio? Vuoto. Certo, basta che sia pieno quello del tuo marito. Ah, bravo. Del maritino tuo. Allora, le melanzane, il cotto, già ho iniziato io, le melanzane, il cotto, la fontina, le uova e il pane grattugiato. Bravo, esatto. Allora, abbiamo e grattum e il pa. Certo. Perché il maser per dopo. Certo. Oddio. Cosa? Scusa, cuccia te che mi con un mal de schiena, come burla giù a grattarella lì. E che devo fare? Cuccia giù che te lo sei. Cioè? Dai. Cosa? Antonetto, ti da cuccia giù perché tanto che il de gratta il pa. Cuccia giù, ma se mia cosa vuol dire cuccia giù? Me voglio credigo. Abbiamo avvicinato la simpatica signora Nadia. Lei signora abita qui in centro della zona? Abito in via Cremona. Ah, vabbè, insomma, comunque Sempre qua, ed è bresciana lei? Sì. Cucciaso, che significa cucciaso? Abbassarsi, essere abbassato. Ah, ecco, e lei capita spesso di cucciaso? Se mi cucciaso, caro. E perché? Per quali motivi si deve cucciaso? Perché gode fai mestiere per raccoglierla, per cattarsi la roba. Brava, lei è una che lavora tanto, vero? Molto. C'è sempre da lavorare, da pulire, da sistemare. Per forza, caro. Ok. E le giovani donne di oggi hanno voglia di fare i mestieri, di lavorare come... Anche lei è giovane, per carità, se no... Mia tat. Meno vero, fanno fare ad altri. Sì, alle nonni. Lei è nonna anche, sì. Sì. Di quanti nipoti? 3. 3, sono bravi? Sono bravine, dai. Che età hanno? 21, 18 e 12. Da maritare le prime 2, no, la prima. La prima, dai. Insomma. Le salutiamo lei. Del saluto a tutti. Avete una nonna che è strepitosa. Ah, qui, cara Federica, abbiamo trovato quello che si cuccia giù, che è il sacuso zo, vero? Gio, cuccia zo, che significa? A piegarsi, sbaso la schiena, cuccia zo, dal verbo accucciarsi. Senti, Gio, Ma sai anche che mi accuccio, sono distrutto. lo fai spesso questo Ti qua? faccio vedere, Ma solo vedere lo devo pure fare. Ti faccio vedere come si fa a cucciare, Ale. Tu dalla mattina alla sera ti cucci giù, la sacusa giù. Ma accuccio zo, tutto al de. Allora, E mal di schiena pure, Gio. ora ti mettere la gamba, Andrea. Sì, così, spera, c'è pure la prova pratica. E dopo, trac, ta la henna, e ti accuccio zo e ti cominci da fare. Hai visto, Gio? E tu tardi, cosa stai facendo? Che lavoro devi fare? Dobbiamo fare una gettata, un po' poche parole, dai. Grande Gio, se tutti fossero come te, guarda che roba. Oh. Che festa il Gio, lui sai che la Buda cuccia Gio, è il mio compagno di te. È il suo lavoro, a cucciaso, acquattarsi, chinarsi a terra, accucciarsi. Ma come il mio all'università per sta buono salire. questo coso però. Niente. Ma perché Allora, è sempre così astiosa, così niente? ma perché ti capisci niente? Sempre così piata. Me con te che capisci niente? Mia. Me la magira subito. Ma chi t'ha sposato? Io voglio conoscerlo quell'uomo, una spalla su cui piange. Certo, dai, tagliela fero, schirtelo. Allora, un portafogli di melanzane, quindi le nostre melanzane le tagliamo a fette. Le empanomen del nostro œuf e pane grattugiato che con gratta prima. Sì. Poi dopo abbiamo una fetta di melanzana, fontina, persette, fetta di melanzana, teglia, carta forno, bello unto, di olio extravergine, bello unto. E abbiamo a mettere giù i nostri portafogli. Giù, 2, 3, 4, 6, 600 mila. Quanti voli da portafogli? Piace i portafogli che hai pieni, Che bei pepe, che sto niente. Chiusa
piccola parentesi, io metto un mandelfure, 180 gradi circa una quindicina di minuti, quando il saduro per me è pronti, è un spettacolo, È un spettacolo. come me del resto. Beh, sì, certo, al buio si pare io chiuso. La Vespa, la Ma Vespa, che la Vespa d'Egitto! La Vespa, tiè. Grazie, arrivederci, alla prossima, ciao ciao.